Piccolo di camera di Mario Bertino. Era il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Mio padre militare era stato dislocato a Siracusa e mia madre non sapeva come fare per tirarci su. Noi ragazzi andavamo a scuola e qualche volta io non ci andavo per andare sotto gli archi della marina. Allora il mare arrivava proprio sotto gli archi e sopra ci passava il treno e io stavo seduto a guardare il mare e a fantasticare. La mia attenzione venne rapita quando vidi un'imbarcazione a vela, un tre alberi, con scritto a poppa At Last. E da quel giorno cercai di imparare la lingua inglese da autodidatta. Il mare mi attirava sempre di più. Quasi tutto il giorno lo trascorrevo in barca, una piccola imbarcazione a remi, che in base alle sue caratteristiche veniva chiamata lancia ed era di proprietà del barone. Arrivò il giorno di Pasqua e si festeggiava di giorno. Tutte le campane delle chiese suonavano alle ore 11 del mattino e mia madre mi chiamava e appena arrivavo mi prendeva per le orecchie e mi diceva questa frase: santo e ricco, per 3 volte. Allora c'era questa usanza. Io in quel periodo lavoravo presso i fratelli Testa, chiamati i Fiscinara, esperti per prendere il pesce con la fiocina. Il capo si chiamava Giuseppe, ma veniva chiamato zio Peppino. Decise di farmi lavorare nella barca da carico, una grossa barca a 4 remi dove veniva caricata la rete Ucingiolo, una rete composta da 2 reti laterali con il fondo chiuso e attaccate a questo fondo 2 grosse corde o cime che venivano tirate insieme a un'altra barca da carico. Contemporaneamente anche le 2 reti laterali venivano tirate a bordo, in modo che si veniva a creare un grosso recipiente che si riempiva di ogni specie di pesce. Inizialmente partivano 2 o 3 piccole barche che con la lampada illuminavano il mare e il pesce cominciava a salire dal fondo, attirate dal forte bagliore. Prima si intravedevano le bollicine, si radunavano diversi banchi di pesce sotto le ghiglie, poi lampeggiando i pescatori si facevano il segnale e i gozzi si avvicinavano quasi a toccarsi. E in questo determinato momento che entravamo in gioco noi, con l'imbarcazione più grande, con il compito di gettare in mare Ucingiolo. Le imbarcazioni più piccole e le lampade si allontanavano e noi tiravamo le cime per chiudere la rete sul fondale. Successivamente è stata a bordo piena di pescato, generalmente erano mascolini e sardi. Il periodo della pesca era in estate soprattutto di notte, senza la luna, e indovinate come ci si orientava? Con la strada ritta, una lunga striscia luminosa. Eravamo al largo dal porto di Catania con la strada ritta, formata dai nostri viali. Viale Mario Rapisardi, Viale Regina Margherita, Viale 20 Settembre e Corso Italia, lungo oltre 4 chilometri. E così da mare si vedeva una lunga striscia luminosa e i nostri viali fungevano da faro.